persona, un gran lavoratore, è un bravo padre. E la piscina che stava trasportando era quella che aveva messo per i figli in giardino. L'ultimo giorno d'estate la piscina di gomma da riporre, il muletto dell'azienda messo in movimento per spostarla. Erano da poco trascorse le 9 del mattino quando proprio quel muletto si è improvvisamente ribaltato nel piazzale schiacciando Mirko Cecconato, 57 anni, cotitolare dell'omonima termoidraulica di Arcade. A trovarlo il papà Silvano che abita accanto allo stabilimento dove in quei minuti erano al lavoro 3 dipendenti. La disperata richiesta d'aiuto al 118, l'arrivo di ambulanze dell'Isoccorso, ma l'imprenditore era ormai senza vita. Di fatto non un infortunio sul lavoro, ma un tragico incidente domestico, seppure accaduto in azienda e a bordo di un mezzo di lavoro, che era stato acquistato da poco. E una volta portato via il corpo, familiari, soci, dipendenti sono rimasti lì attoniti ad assistere ai rilievi dello Spisal, coadiuvati da vigili del fuoco e carabinieri. Un lutto che sconvolge Arcade e la piccola località di Madonnetta, dove in mattinata si stava smontando la tradizionale sagra a cui Mirko non era voluto mancare. Il sindaco Domenico Presti è stato tra i primi ad arrivare sul posto, visto anche il legame tra l'amministrazione e la famiglia. Il papà è stato mio consigliere e vederlo, non vi dico lo strazio che ho provato. E la cognata è in famiglia con me, è mia consigliera. Lui lo conosco benissimo, lo vedo tutti i giorni al caffè. È una persona molto conosciuta, stimata, persona che tutti vogliono bene. È una perdita immane per noi. Lo zio di Mirko, Florindo Cecconato, scomparso 2 anni fa, è stato a lungo anima del gruppo Alpini di Arcade e del Panevin in piazza. Ora per la famiglia una nuova perdita. Il 57enne lascia la moglie Daniela e la figlia Lara. Cosa si sente di dire ai familiari, sindaco? Che sono vicino al dolore, che è un dolore che provo anch'io, che li abbraccio tutti, come ho fatto stamattina, e si stringe comunque con me la mia amministrazione e tutta la comunità intorno a loro.